E allora eccoci qua alle 9:44 minuti e 24 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Scuola di Magia, ma adesso chiamiamo il nostro senatore Claudio Borghi che ci svelerà un bel po' di trucchi, oggi anche diciamo così misteriosi. Ora ve lo dice lui dov'è che siamo. Buongiorno senatore, ben trovato. Buongiorno. Allora, oggi parliamo di un tema, oddio, per dirla con Antonio Conte, agghiacciante. Dipende da è come io ho viva voce perché, come sempre, la mattina, come ben sai, in questo momento io sono nel percorso Staffoli, no? Quello che mi condurrà da casa Sì. a Roma, e quindi ecco, ci ho già subito male mettendo sbagliato la cintura. E quindi sto prendendo la cravatta, tutte queste belle cosine qua dell'ultimo minuto. Quindi spero che mi sentiate bene anche con il viva voce al momento. Dopo vi prendo. Sì, per adesso sì. Vale la pena di utilizzare questa scuola di magia per parlare di una cosa che probabilmente un po' di gente interessa, vale a dire l'occultismo, una cosa, vale a dire le riunioni segrete degli illuminati, no? Perché, Sì, certo. perché in questa settimana si è tenuto a Stoccolma la riunione del mitico Bilderberg, vale a dire, Eccoli. vale a dire il gruppo dei sedicenti padroni del mondo. Ora, vi dico subito che secondo la più affermata, aspetta, stiamo un po' così che Sì. forse è meglio, ecco, secondo la più affermata tradizione di scuola di magia, subito chi ci segue da tempo dovrebbe sapere che la magia non c'è, e quindi presumibilmente non ci sono nemmeno i padroni del mondo, almeno come uno lo intende. Basti pensare, no, che all'interno dei partecipanti, no, di questo bellissimo club, abbiamo sempre Stefano Feltri. Allora, dovrebbe da dire, se in un gruppo dei padroni del mondo c'è Stefano Feltri, o non abbiamo visto bene, oppure forse non ce la raccontano esattamente giusta, no? Appunto. Però fa capire bene, secondo me, invece, un certo tipo di pubblico, perché ricordiamo, per esempio, altri due nomi che partecipano fra quelli che sicuramente i nostri ascoltatori conoscono, e che fa abbastanza capire com'è l'impostazione, no, di questo, ma come di altre conventicole forse ancora più segrete, forse ancora più importanti, no? E così via. Per l'Italia, per esempio, partecipano due nostri amici, vale a dire Mario Monti e Enrico Letta. Ora, Ecco. No? Quindi capiamo bene dove andiamo a parare, cioè andiamo a parare in un gruppo di persone che legittimamente, dal loro punto di vista, pensano che se le cose possono essere decise o quantomeno discusse e delineate, no, a porte chiuse, in un albergo, insieme con altre persone ricche e potenti in giro del mondo, significa che queste persone hanno in fastidio una cosa che invece io ho molto cara, che è la democrazia. Sì. Perché? Perché se io penso, ovviamente, che noi la sappiamo lunga e noi ci dobbiamo trovare segretamente in un gruppo per decidere come va il mondo, a quel punto è molto probabile che l'opinione della gente comune non solo venga considerata inutile, ma venga considerata fastidiosa. Perché sennò altrimenti per decidere cosa fare o cose di questo tipo ci sono già dei luoghi, no? In teoria si chiamano parlamenti oppure si chiama pubblico dibattito, no? o similari. Purtroppo invece questa impostazione
di pensare che in realtà la democrazia è fastidiosa e che è molto meglio risolverla in un gruppo di persone che sanno, no, quello che vogliono. In realtà noi l'abbiamo già incontrata in tante impostazioni che sono probabilmente, diciamo così, no? Nell'inizio ideale del Bilderberg, così come di altri gruppi o sottogruppi di questo tipo. Vi ricordate, no, dove avete sentito la cosa che ci vogliono quelli che sono davvero illuminati, che sanno che cosa bisogna fare, no? E che quindi bisogna buttare a mare l'ideale democratico perché altrimenti ci si perde in inutili chiacchiere, mentre invece noi sappiamo dove bisogna andare. Sì, certo che ve lo ricordate, è il famoso manifesto di Ventotene. Certo, la sospensione della democrazia. E tutto torna, no? Vedete, quando io dico che è importante l'ideologia, questo dico perché in realtà loro sulla base di questa ideologia si muovono in modo molto efficiente. Sì. Mentre invece in molti casi, no, noi non così un obiettivo di lungo termine o così tante volte non ce l'abbiamo. Quando mi trovo magari a parlare con dirigenti di partito, alle riunioni, no, e così via, quando si dice ma qui come facciamo come facciamo a organizzarci, chi mettiamo, chi scegliamo, no, per fare questo, per fare quest'altro. La risposta è molto semplice, dice, ma guardate, noi secondo me le persone dobbiamo selezionarle se vogliamo dare un incarico pubblico o similare, sulla base dell'ideologia, ma non perché pensi che la mia sia migliore degli altri, semplicemente perché la loro, cioè quelli che invece vogliono rendere il mondo antidemocratico e guidato dagli illuminati, sono già molto tutti schierati. Quindi se noi vogliamo difendere la democrazia dobbiamo avere persone che ce l'abbiano ben chiara questa cosa, perché sennò altrimenti alla fine, quando ci sarà da prendere la decisione e così via, alla fine magicamente ci troveremo con il più Europa. Perché se uno non ha capito, no? Se uno vuole essere della Lega e non ha capito che bisogna la tua ideologia, cioè quello che tu porti avanti legittimamente come partito e che proponi quindi agli elettori democraticamente, cioè tu ti presenti davanti agli elettori e chiedi, no? E attiri e apri le tue porte a tutti quelli che la pensano come te, perché il sistema dei partiti è così, no? Cioè non tutti la pensiamo assieme, la pensiamo la stessa roba. La democrazia è fatta apposta per comporre le diverse aspirazioni che ci sono in un qualsiasi popolo, no? Queste aspirazioni devono essere rappresentate all'interno delle istituzioni democratiche, perché sennò altrimenti tutti la pensiamo assieme, ma no, non è vero che tutti la pensiamo assieme, la pensiamo diversamente. Una volta prevali tu, una volta prevale un altro, una volta prevale un altro. L'importante è che ci siano gli spazi dove comporre queste diversità, che siano pubblici, che siano accessibili a tutti e che siano e che utilizzino per la loro selezione, per il loro funzionamento, la democrazia. Lo dice la nostra Costituzione, no? La nostra Costituzione all'articolo 1 che dice l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, e questo già in ogni caso dovrebbe dirci molto, no? Quindi il fatto che ci siano delle ideologie che sono state prevalenti in questi tempi e che hanno visto peraltro i signori Monti, i signori Letta essere protagonisti, che vedevano senza ostacoli, senza problemi, senza difficoltà l'idea di dire vabbè, ma tanto facciamo le frontiere aperte, il tutto aperto, tutti i lavoratori in concorrenza l'uno con l'altro e chi se ne frega se alla fine poi la produzione delle cose viene fatta in Polonia piuttosto che in India, piuttosto che in Cina, vedete che già
in questo caso non andiamo bene, no? Perché è frutto esattamente di un'ideologia globalista, è fondata sul lavoro di qualcuno. No, infatti. sì, la Costituzione nostra ci dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, quindi devi preoccuparti del lavoro in Italia, non del lavoro nel mondo. Cioè, che ce la pensino i cinesi o gli indiani o i serbi o i polacchi a come lavorare da casa loro, ma io devo fare in modo che il lavoro sia qua, no? Quindi questo è già una delle prime cose che la Costituzione ci dice. Ma poi ci dice che l'Italia è una repubblica democratica, e quindi vedete che già qui l'idea del Bilderberg cade, no? Perché Decisamente. non è la teocrazia o il club o similare, è una repubblica democratica, quindi significa che tutti i cittadini sono chiamati a parteciparci in modo aperto e trasparente. E qui arriva invece il cattivo sovranista, no? che improvvisamente appare, guarda un po' all'articolo 1 della Costituzione, dove dice che la sovranità appartiene al popolo. No? Vedete, in una stessa riga, certo. Nell'articolo 1 della Costituzione abbiamo i sovranisti e i populisti, pensa che meraviglia. No? Cioè, la sovranità appartiene al popolo. Il classico compromesso all'italiana. Esatto, vedi, ce l'abbiamo tutte e due, ma il fatto che ce l'abbiamo tutte e due lì all'articolo 1 fa capire che l'idea Bilderberg è un'idea del cazzo dal punto di vista della Costituzione italiana, no? Perché non certo. stiamo parlando di democrazia, stiamo parlando di popolo, stiamo parlando di sovranità nazionale. Ecco, queste sono tutte le robe che il mondo del globalismo, che vede il Bilderberg come uno dei suoi centri di potere, ma ce ne sono altri molto più pervasivi. Uno di questi, tanto per dare un'idea, è la costruzione dell'Unione Europea. Che altro strumento di globalismo e di abbattimento barriere e cose di questo tipo ci può essere? Ma, vedete, questa idea anche di dirigismo, di decisioni calate dall'alto ineluttabili. Assolutamente, cioè quella gente che segue questo tipo di agenda sta seguendo il manifesto di Ventotene, cioè la loro ideologia è quella. La nostra ideologia deve essere invece l'ideologia della Costituzione. E quindi come tale bisogna rifiutare quel tipo di impostazione e sostituirla con una cosa molto, molto, molto più semplice, lineare e diciamo così, è conquistata con fatica e sangue dai nostri antenati e così via. Ma io, vedete, quando vedo queste riunioni, queste conventicole appunto di soggetti che pensano di saperla lunghissima e che pensano di voler decidere il mondo sulla base del mondo senza limiti, senza barriere e così via, però non posso non fare a meno di ammirarli per certi versi, perché sono stati molto efficaci. Cioè, decisamente. Loro in questi 20, 30 o insomma probabilmente ormai anche di più, no? Perché il progetto per esempio in Italia di abbattimento della democrazia e di sostituzione con istituzioni non democratiche, non elette da nessuno, no? Di gente che sa quello che deve essere fatto, insomma l'avvisaglia principale, cioè l'inizio di questa guerra alla democrazia, l'abbiamo tutti vissuta col 92, no? Sì. Quindi con mani pulite e con la decapitazione dello Stato votato dai cittadini per sostituirlo con altro, che fossero istituzioni europee. Guarda caso si è firmato il Trattato di Maastricht, no? in quell'anno, che fosse la magistratura, che fossero insomma qualsiasi altra cosa che fosse direttamente controllabile da questo gruppo da questi gruppi di poche persone che sanno quello che deve essere fatto, ma che hanno come caratteristica comune il non avere a che fare con il vostro voto, con la vostra opinione, con quello che voi volete per voi stessi.
Loro sono stati bravi perché immaginate anche soltanto la cura e l'astuzia con cui sono stati scelti certi slogan. Pensate, Sì. tanto per dire, no? Se sei globalista, a un certo punto tu racconti, pensate che bello a un mondo senza confini e senza barriere. E io mi ricordo, ero ragazzino, no? Seminari, mi suonava bene sta roba. Mi sentivo più libero, no? Cioè ti dicono, vuoi un mondo senza confini e senza barriere? E dico, cazzo sì, bello. Cioè significa che io sono libero di andare dove voglio, pensa che meraviglia. Ma immaginate se la stessa cosa, la stessa conseguenza, ve l'avessero detta immagina un mondo di case senza porte e senza serrature. Non suona peggio? A me ricorda qualcuno che diceva che stavamo con le porte aperte. Esatto. Poi dopo, no? Poi dopo qualcuno dice che è fascismo questo. Esatto, qualcuno diceva che era fascismo, ma anche a me ricorda guarda caso, tanto per dirne una, il mondo dove entravano in qualsiasi momento per controllare cosa facevi, cioè tanto per dirne una, no? Ma soprattutto uno dice, ma scusa, però quella è casa mia, cioè nel senso, aspetta un attimo, magari mi piace anche, ma quindi significa che passa fuori uno qualsiasi e volendo può entrare in casa mia? Certo, nessun problema, perché tutto aperto, no? Tutto libero. E no, dice, ma forse non sono tanto sicuro che mi piace. E lui dice, certo, perché stai già cominciando a sbagliare impostazione, perché tu vedi che dici casa tua, non va bene che tu ragioni come casa tua. E lì arriva per esempio un altro delle parole d'ordine di questi gruppuscoli, no? Uno di quelli, per esempio il famoso World Economic Forum, no? Quello di Davos, no? Una delle parole d'ordine molto, molto efficaci di questo del World Economic Forum era: non possiederai nulla e sarai felice. Che meraviglia. Dove? Che meraviglia. Come quell'indiano, torna, no? Che diceva, andando via nudo come son venuto vuol dire che ho governato come un angelo. Come no. Senatore, le chiedo 10 secondi di pausa, che si sono fatte le 10 e 2 minuti e poi me menano. L'ascensore. Ok. Buon ascensore. Quindi se cado sai dove sto andando. Sì, signore. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. E rieccoci qua alle 10, 2 minuti e 45 secondi. Questa è sempre Scuola di Magia. Antonino Danna e il senatore Claudio Borghi al microfono con voi. Il telefono invece è aperto allo 0292947222. Se ci volete scrivere 340 670 9659. Nel frattempo il senatore sta affrontando il secondo livello del videogame del martedì, che è l'ascensore, poi il terzo è il box, il quarto è la messa in moto dell'automobile e l'uscita dal garage. Allora, vediamo un po'. Buongiorno Antonino. Al momento ci sono ancora, però volevo segnalare, esco di casa, volevo segnalare l'ironia, ma secondo me, vedi, niente succede per caso, no? Della pubblicità. Cioè noi abbiamo appena parlato del fatto che questi vogliono il mondo con la porta di casa tua, ovviamente, perché la casa loro è sorvegliata da legioni di guardie del corpo, vigilanze private, no? E similari.
invece la tua deve essere aperta, no? Invece noi, giustamente, da Radio Corsara, quale siamo, facciamo la pubblicità degli allarmi, quindi della Sicurbet. Perché difendiamo i nostri confini. Di Difendiamo i nostri confini, appunto. Quindi, senatore, qui ci sono alcuni WhatsApp nell'ordine. Il primo è verso di me. Egregio vincitore del microfono d'oro. Potevi evitare la battuta mediocre in merito al fatto che i giovani al sud campano dell'aiuto dei nonni e genitori, non generalizzare, vieni a fare un giro in Puglia e ti renderai conto del valore dei meridionali. Fenomeno, io sono calabrese, che cosa mi devi insegnare? Andiamo avanti. Buongiorno Antonino, buongiorno Claudio Borghi. La domanda di oggi: si potrebbe istituire presso la Presidenza del Consiglio un ufficio tipo il Doge di Elon Musk? A mio parere la Corte dei Conti giudica la legalità delle spese pubbliche e non l'efficienza o l'efficacia. Un caro saluto da Padova, Raimondo. PS, quando saranno le prossime presentazioni del suo libro Dalle mie parti? Ancora, molti del sud che vivono qui al nord la pensano come me, non tornerebbero giù se non per fare il turista. È un sentimento diffuso tra tanti meridionali al nord, è vero, è così. Ancora, Flavio da Collecchio, buongiorno, voto da 50 anni, sono stato consigliere comunale per 6 sindacature consecutive, sempre in minoranza essendo residente in Emilia. Seguo la politica perché mi piace e per questo chiedo al senatore: non ho mai votato programmi che prevedevano il Green Deal, avendo militato, ahimè, in Forza Italia, per cui non riesco a comprendere la ragione per cui il Parlamento italiano non voti un bel no a questa follia, così come al riarmo imposto dalla Germania. Non ritiene il senatore che la delusione per questa mancata presa di posizione sia una delle cause della disaffezione al voto? Io vado a votare perché Bagnai e Borghi meritano che si vada anche turandosi il naso. Saluti, Flavio da Collecchio. Allora, senatore, sì, però tu che ci scrivi... Ah, Raimondo, ecco. Allora, prima domanda, quando è che presenta il libro Dalle parti di Padova? Secondo, Flavio fa un'analisi non da poco, insomma, di un uomo che ha dedicato la sua vita alla politica, tanto di cappello. Ma dunque sì, vedo tanta carne al fuoco che si sta già subito accumulando all'inizio come nostro solito, e quindi è un ottimo segno. Inizio con quella più facile, vale a dire quando e dove presento il libro in Veneto. Beh, ci siamo, cioè in questo, verso la fine di questa settimana sarò prima a Udine, che non è in Veneto, ma vedete che sono da quelle parti lì, e poi dopo mi trasferisco a Conegliano e a Belluno, quindi direi che l'amico di Padova, che è dove probabilmente però passerò sia come diciamo magari direttamente, però insomma se uno volesse, dato che ogni incontro è diverso dagli altri, non è che se uno vede uno poi dopo gli altri sono uguali, ogni volta si parla di qualcosa di diverso, perché tanto c'è tanto da parlare di tutto. Il mio 20 anni di sovranismo che sta fortunatamente circolando molto, nonostante non ne parli nessuno, e questo è diciamo altro buon segno, no? Ovviamente se non ne parlano è perché evidentemente non vogliono che voi lo leggiate, ecco quello che c'è scritto su questo libro, ma voi gli fate il dispetto e invece venite agli incontri di 20 anni di sovranismo e se volete o il libro lo prendete in libreria o altrimenti tanto c'è. È anche un certo piacere glielo chiedere alla Feltrinelli, dove magari lo nascondono, no? dietro il muro, andare a chiedere o ordinare scusi, no, io vorrei 20 anni di sovranismo di Claudio Borghi Aquilini, grazie. E vedete le facce che fanno, perché loro vorrebbero vendervi vivere antifascista, morire antifascista, noi antifascista, Saviano, Scurati, cioè tutta quella loro produzione, no, di propaganda. Invece uno chiede, guardi, vorrei 20 anni di sovranismo, e nello specifico vi do anche le date precise, perché allora il 20 venerdì sarò, dicevo, a Udine insieme con Marco Dreosto e Anna Cisint, che cosa che si prospetta essere una tappa non male, secondo me. Al sabato invece alle 3
sarò a Conegliano, dove c'è una specie di festival del libro, e alle 19 sarò a Belluno. Altrimenti bisogna andare un pochettino avanti nel tempo e il 4 luglio sarò a Verona. Quindi, insomma, le città in Italia sono tante, tutti vorrebbero che venissi proprio nella vostra, particolarmente legato e affezionato per tanti motivi, non fosse altro che ho sposato una padovana, quindi farò di tutto per esserci, però insomma se uno all'inizio vuole cominciare a venire per esempio a Conegliano piuttosto che a Verona, direi che le possibilità ci sono. Per quello che riguarda invece la passione della politica e seminari, qui c'è un discorso secondo me interessante che bisogna fare, del perché non si fanno certe cose. Ma caro amico, le cose sono molto semplici, quando non si fanno certe cose perché evidentemente non c'è accordo, perché vedete che se ci fosse accordo si fanno. E questo non c'è accordo riguarda anche e soprattutto questioni legate invece all'Unione Europea, perché uno dice, ma perché io non faccio una cosa dove dico no al Green Deal? Ma sì, io posso anche dire no al Green Deal qui. Ma il problema è che magari sono cose che sono state votate in qualche regolamento dell'Unione Europea, quindi quello che dovrebbe fare il Parlamento non è no al Green Deal, perché altrimenti si rischia di dire, guarda, noi diciamo no al Green Deal, poi dall'altra parte sembra quasi il referendum della Grecia, no? Ve lo ricordate com'era andato, quello di Tsipras, che pure con le banche chiuse, la gente dice no, e poi arriva quello dell'Unione Europea e ti una mano sulla spalla e non hai capito, cioè tu non avevi modo di decidere niente qua, tu devi fare sta roba. E se ci sono al momento delle cose che sono ancora legate a regolamenti, a maggioranze, al Consiglio, alla Commissione, tutte queste belle cavolate qua che sono passate in Unione Europea, quello che tu dovresti dire non è io sono contrario a, ma io mi rendo indipendente da, cioè, certo. E vi posso assicurare che al momento il coraggio per dire all'Unione Europea di andare a fanculo, al momento ce l'abbiamo solo noi, cioè, se qualcuno ci sta facendo delle cose che contrastano con quello che dovrebbe essere il nostro interesse, noi abbiamo il coraggio di alzarci e dire no, non ci va. In Unione Europea tutte o quasi tutte le votazioni vedono come contrario il gruppo della Lega, Patriot for Europe, ma altri magari invece o votano o si astengono e così via, e purtroppo all'interno pur di questa maggioranza, che è il meglio possibile dati gli ingredienti che ci sono, perché credo che nessuno abbia nostalgia di rimettere al governo il PD, 5 Stelle, Conte, la legge Zan, il catasto e tutte quelle porcherie che avrebbero in mente di fare, no? Però pure all'interno di questo governo, che ripeto è il migliore possibile, stanti gli ingredienti attuali e la forza che voi ci avete dato, purtroppo si fa quel che si può, perché qualcuno, anche degli alleati, non la pensa esattamente così, è giusto che si sappia. Forza Italia, tanto per dire, non si sa perché, hanno avuto dopo purtroppo la morte di Berlusconi, hanno avuto un'evoluzione iper pro-europeista. Berlusconi era molto più pragmatico quando si trattava di parlare dell'Europa, sì. No? Cioè lui diceva sì, sono europeista, però ovviamente meditava di guardare l'interesse proprio della nazione. Insomma, lui bene o male un po' se lo ricorda il fatto che fosse stato tirato giù dal governo, dai sorrisini della Merkel e Sarkozy, no? In modo anche lì del tutto antidemocratico, per essere sostituito da uno del Bilderberg, no? Vale a dire da Monti. Invece adesso senatore, sì, sono diventati tutti europeisti. Senatore, c'è una telefonata in attesa, se vuole la prendiamo. Bene, intanto entro in macchina. Bene, pronto? Chi è là? Pronto? Sì, pronto? Buongiorno, sono Giusy di Varese. Saluto tutti e volevo salutare anche il senatore Borghi. Fargli però una domanda che esula dall'argomento che avete trattato, se possibile, cioè
lui mi ricordo che aveva seguito moltissimo tutta la faccenda dell'OMS, il trattato pandemico, eccetera, e volevo chiedergli, perché non gli ho sentito dire nulla, sulle ultime... Pronto? Sì, la stiamo Pronto? ascoltando, prego, sulle ultime... No, Sì, sento siamo un rumore pronti noi. dentro. Ecco, comunque... sono i sensori della mia macchina, cara signora, purtroppo. Va bene, Io faccio, perché sto uscendo dal box, quindi faccio il possibile per togliere i pip pip pip, i bip 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 che mi dicono che sto andando contro qualcosa. Solo... Certo, no, volevo chiedere appunto se potrei cambiare l'argomento. E parlo dell'OMS, posso? Anzitutto complimenti per il suo libro, no? E poi l'OMS, voi praticamente vi siete astenuti dall'approvazione di quel trattato pandemico poco tempo fa, un paio di settimane fa, no? Però ormai circola per mezzo anche del dottor Donzelli e del professor Fraiese questa porcheria che stanno preparando, cioè un vaccino mRNA replicante, il Costaive. Esatto, perfetto, quel nome lì, sì. Si può sapere qualcosa o se si può respingere, non lo so, è una porcheria grandissima. Mi può dire qualcosa? Si può? Sì, posso dirle qualcosa. Sì, va bene, grazie. Prego. Senatore, prego. Allora, no, un attimo, finisco col bip bip perché qua se no, scusa. Adesso, sì, faccia manovra che così voi sapete che il videogame qua è proprio nella sua fase più difficile, appunto. cioè quella della rampa. Anche perché qua c'è il bonus 3 vite, 5.000 punti, quindi fategli fare manovra che qua è il momento più... Ma no, il fatto è che le rampe qua, specialmente a Milano, specialmente nelle case quelle un po' vecchiotte, sono state congegnate per far entrare dentro le Topolino, no? Le 500. Quindi sì. quando uno purtroppo legittimamente ha le sue zampotte su una delle ultime Alfa Romeo a benzina che hanno in mente di produrre quel che buon odore di casa, vada avanti che sta andando benissimo, uomo benedetto, vada avanti. Tu capisci che io quando ho sentito che non vogliono più fare le auto col motore a benzina mi è venuto di andare a prenderli con un'ascia, poi adesso sembra che invece ci stiamo ripensando e speriamo in bene. Comunque no, volevo rispondere alla signora. Sì. È stato approvato internazionalmente, i primi che l'hanno approvato sono stati alcuni anni fa i giapponesi, un vaccino che si chiama Costaive, sempre contro il Covid, ovviamente, tutta quella roba di cui non ci si sente più di tanto il bisogno, che l'argomento con cui è stato costruito è: ma i vaccini contro il Covid hanno un effetto che dura poco, no? Dopo un po' già subito svanisce, e allora noi li sostituiamo con un vaccino che come ha detto giustamente la signora, è autoreplicante, cioè vale a dire che continua ad andare avanti a produrre la famosa proteina spike, no? Cioè vale a dire quella che attiva, diciamo, gli anticorpi, perché è tossica, no? E quindi, essendo che è tossica, attiva gli anticorpi e autoreplicandosi, no? Dura di più, quindi non svanisce dopo poco tempo. Ci sono dei ricercatori, tra cui appunto quelli che ha nominato la signora, cioè diciamo soprattutto, guarda, che ricercatore dell'ISS, quindi non uno passato per strada, cioè uno che è dell'Istituto Superiore di Sanità, che si chiama Federico, di cognome, non di nome, che ha pubblicato uno studio dove dice che effettivamente ci sono dei rischi, perché dice il fatto che queste cose si autoreplichino qualche rischio in sé lo porta. Dice, stringo il concetto, ma non sarà che noi in modo artificiale abbiamo costruito una roba che è una specie di virus, e quindi che funziona, che invece di essere una cosa che serve a proteggere dal virus, no, è esso stesso un qualcosa che funziona come un virus e che si può diffondere anche ad altri.
Allora, vede signora, io non lo so cos'è se effettivamente questo rischio è fondato. Mi fido dell'opinione del dottor Federico che non conosco, ma soprattutto mi fido dell'opinione dei medici che lei ha citato, no? Quindi Donzelli, Fraiese e similari, che ne hanno evidenziato i pericoli. D'altra parte non sono io però che devo, diciamo, decidere le dispute fra i medici che sono dentro nelle commissioni del farmaco e che quindi hanno approvato questo farmaco, valutandolo quindi probabilmente non pericoloso, no? Valutandolo invece probabilmente utile proprio per i motivi che avevo detto prima, e chi la pensa il contrario. Non si può, una cosa è certa, non si può e non è possibile decidere in questi termini il primo che alza la mano e dice guarda, secondo me è pericoloso, e quindi allora si sospende tutto, no? Perché sennò è finita, cioè è finita su qualsiasi cosa, no? Decide o approva lo Stato, perché altrimenti allora ci sarebbe il vegano che ti dice che la carne fa male, quindi alza la mano e dice no, la carne fa malissimo, e si vieta la carne per tutti. Noi, diciamo, come punto di vista politico avevamo un compito, che era quello di togliere gli obblighi, e questo fortunatamente di obblighi di vaccino non ci sono, e nessuno obbligherà a fare questa cosa. Il fatto che sia pericoloso, io ripeto, non sono in grado di poterlo dire. L'unica cosa che posso fare, e che ho fatto, è stata suggerire esternamente, perché noi purtroppo, perché siamo stati votati poco, non abbiamo nessuno all'interno del Ministero della Salute, cioè non abbiamo un sottosegretario, non abbiamo uno della Lega all'interno del ministro, no? Del Ministero, che ci dia una mano a gestire queste situazioni. Ho chiesto agli amici di Fratelli d'Italia, che invece sono loro che hanno nominato sia il ministro che il sottosegretario, esponendogli questa questione e raccomandando al Ministero di convocare questi medici in modo tale da farsi dire bene com'è la situazione dal loro punto di vista, e qualora le cose stessero effettivamente così, o anche semplicemente a livello di rischio, sospendere la commercializzazione di questo vaccino, perché tanto in ogni caso direi che non mi sembra una gran priorità, no, di questo mondo l'idea di avere, soprattutto dell'Italia, di avere un altro ancora vaccino contro il Covid. Però non posso esimermi da dire una cosa, cioè chi diciamo sta portando avanti questa campagna sbaglia, perché eccede con i toni. Cioè, sembra che se noi Italia, no, non facciamo qualcosa domani, improvvisamente saremo tutti contagiati, tutti morti, tutti zombie, tutti infettati da questo vaccino che ci farà fare non so che cosa. Se il problema appunto è che c'è una cosa che si autoreplica e si diffonde, e dovrebbe farlo tutto il mondo, perché sennò altrimenti voi capite, no, che io posso anche fare vietarlo qua, ma se in Svizzera invece è consentito, poi abbiamo ovviamente, e se davvero succedesse questa cosa della diffusione delle robe, è perfettamente inutile, no? che noi vietiamo una cosa che sul motivo che c'è un rischio di contagio globale. Ecco, il rischio di contagio globale da parte di questo vaccino, che io sinceramente credo non ci sia, perché la sperimentazione è stata fatta 4 anni fa con 7.000 persone che hanno ricevuto il vaccino, è già commercializzato in Giappone da tempo, no? E similari, quindi se effettivamente fosse sta roba congegnata per infettare il mondo, a quest'ora avremmo le vescicole del Costa Ive all'altezza ginocchio, ecco, mettiamola così. Io penso che sia, diciamo, invece una possibilità teorica, cioè c'è una possibilità lontana che magari uno venendo a contatto con qualcosa, allora poi possa anche lui essere vaccinato, perché alla fine è questo, no? Cioè
il problema non è che ti fa, il rischio è che uno venga vaccinato su insaputa, no? Diciamo così, dalla diffusione di questo medicinale. Al momento lo si vedrebbe con un esame del sangue e similari, quindi al momento tutto ciò non avviene, e quindi insomma io penso che sia meno pericoloso di come la dipingono. Però, scusate, approfitto per ricordarne una. Vorrei ricordare a chi in periodo sanitario, a chi prende e la fa facile, che non mi aiuta. Cioè io so perfettamente come vostro rappresentante cosa volete voi. Cioè, me l'avete detto in tutte le salse, voi non volete obblighi e ci siamo, e quindi io su quello lavoro. Uno degli obblighi rimasti è la legge Lorenzin. So perfettamente che tanti fra di voi vogliono che questa legge sia abolita e io sono d'accordissimo, perché e obbligare i bambini alla vaccinazione, a 12 vaccinazioni, 10 vaccinazioni, mettendo nel contrasto con il diritto di andare all'asilo, mi sembra una porcheria. È una roba che abbiamo solo noi, quindi anche come controllo rispetto agli altri, no? Per vedere se sono io che vado controcorrente. No, quelli che vanno controcorrente sono quelli che ci hanno imposto questo obbligo che non c'è pressoché da nessun'altra parte, e quindi io lo so cosa devo fare, però evidentemente qualcuno di voi non ci crede e allora pensa di ricorrere alla magia. E io però ve lo spiego, cioè uso queste ultime parole che scambio in compagnia di questa diciamo stagione in compagnia di Tonino Danna. Grazie. Io ho cercato di spiegare in tutte le maniere che la magia non esiste. Quindi pensare che ci sia una soluzione magica, no, per riuscire a far andare tutti d'accordo e far saltare una legge, così, non c'è. E allora chi, pensando alla magia, ha pensato di dire faccio il referendum, ecco vedi, noi abbiamo lanciato il referendum contro la Lorenzin e quindi noi facciamo qualcosa, mica come te. Ma cazzo, ma ci siamo appena passati noi dai referendum, ma lo vedete cosa succede? Pur con tutta la forza della CGIL i referendum sono stati bocciati e il risultato è che nonostante, ripeto, l'enorme forza di comunicazione che avevano loro, PD, CGIL, metodi, televisioni, giornali e similari, il referendum non è andato e il risultato è che fortunatamente dal mio punto di vista siamo riusciti a bocciare la cittadinanza facile agli italiani, che invece loro volevano fortemente, e noi vogliamo andare a fare la stessa cosa, ma non solo, perché noi non ci arriviamo neanche vicini a fare la stessa cosa. Vi informo che questi bei tomi che hanno lanciato il referendum, la raccolta delle firme e dei click, il referendum contro la Lorenzin, il tempo per la raccolta delle firme è terminato ieri e il risultato è che invece di raccogliere 500.000 firme ne hanno raccolte 25.000. Quindi sono al 5% rispetto alle cifre che dovevano raccogliere. Perché siamo milioni? Perché ti spiego io che cosa dobbiamo fare. Ecco, mi avete fatto un danno, voi che avete pensato di fare sta cretinata qua del referendum, che in ogni caso poi se anche fosse stato approvato non sarebbe passato, mi avete fatto un danno terribile dal mio punto di vista per il mio lavoro di cercare di abolirlo, perché adesso io vado in una riunione, no, e vado a dire guardate che questa è una problematica molto sentita, bisogna cercare di cancellarlo. Chi invece è a favore mi mette sotto il naso questa bella roba qua e mi dice sì, proprio problematica molto sentita, 25.000 disagiati, no, che in 2 mesi hanno firmato contro il vaccino invece delle 500.000 contro Lorenzin, invece delle 500.000 firme che servivano anche solo per iniziare a fare il referendum. Ecco, piantatela di pensare che le cose si risolvono con la magia o col referendum, no? Così di questo tipo. Ecco, perché non facciamo il referendum per uscire dall'Unione Europea? Perché non facciamo il referendum per uscire? Perché poi la prendiamo nei denti. Non funziona così. Cioè, le decisioni magiche, la situazione facile non c'è. C'è duro lavoro, cercare di convincere. Quindi è molto più efficace andare dagli amici di Fratelli d'Italia e dire ma perché non facciamo questa cosa?
Ma perché non facciamo questa cosa? Ma è una roba che voi vi siete presentati dal punto di vista delle elezioni con no agli obblighi. Ecco, la Lorenzin è un obbligo e quindi dovrebbe essere incluso negli obblighi che sono da abolire, e le cose si risolvono politicamente. Se ci sono i numeri, se non ci sono i numeri non c'è altro modo per venirne fuori, perché si chiama maggioranza. La democrazia è anche accettare che ci sono degli altri che, per quanto ci risulta assolutamente incredibile o impossibile, non la pensano come noi crediamo debba essere pensata. Ma di sicuro l'idea del referendum è una cretinata. Il referendum serve esclusivamente per far passare qualcosa se sei all'opposizione e se è una cosa sentita da tutta la popolazione. È l'unico modo, e anche in questi casi di solito te lo fanno saltare in un altro modo. Vi ricordate il referendum sulla Fornero? No? 500.000 firme raccolte non con un click come adesso, perché adesso si poteva fare pure col click, quindi immaginate un po', cioè 25.000 firme raccolte pure con la possibilità di farlo col click. Invece là 500.000 firme raccolte una sull'altra, no? per la Fornero, controllate nell'hangar in Bellerio con una temperatura di 80 gradi, perché non c'erano neanche i condizionatori, non c'era niente, e poi alla fine la Corte Costituzionale ci ha detto vi attaccate perché noi diciamo che secondo noi il referendum su questo tema non si può fare. Quindi la politica è difficoltà, lo vedrete e lo vedrete leggendo 20 anni di sovranismo, dove vi spiego tutto proprio dietro le quinte, come sono state le riunioni, che cosa si diceva, no? E così via. Quindi se vi interessa vedere cosa si può fare, cosa non si può fare e cosa è meglio non fare, meglio di come ve l'ho spiegato nel libro e di come ve lo dico adesso, non so fare. Senatore, allora grazie del suo tempo, noi ci ritroveremo più avanti per Scuola di Magia, grazie per questo cammino assieme, e la prossima settimana sarà di nuovo con Sammy Varin, tra l'altro sarà il 24, compleanno dell'Alfa Romeo, quindi va bene così. Grazie, chiudiamo qui, grazie. Grazie Tonino. Avete ascoltato Scuola di Magia.